presenza di due giocatori della FMGZ Rugby Rovigo Delta. Oggi con 50. Signore e signori, benvenuti al Tempio, stadio Mario Battaglini. Di scena oggi FMCZ Rugby Rovigo Delta Cammi Calvisano. 1000 più motivi per stare incollati alla TV e non perdervi il match crew del 13° turno del campionato d'eccellenza. Amici ovali, oggi ufficialmente parte la stagione più bella, più passionale, più coinvolgente, la primavera rosso-blu, solo in fronte all'acquaglio, l'odore dei playoff, il profumo del grande rugby. Lo vivremo secondo per secondo cercando di raccontarvelo al meglio, perché poche chiacchiere per noi è cibo per l'anima. Ed entrano Bob e Menon, 50 presenze rosso-blu, e Steffi Basson, 150 presenze con la maglia del Bersaglieri, ad aprire l'entrata del nostro team in questo match così importante contro la prima in classifica, il Cammi Calvisano. A commentare il match con noi, come sempre, Antonio Romeo. Ciao Antonio, benvenuto. Buon pomeriggio e come sempre buon rugby a tutti. Ci sarà a divertirsi oggi, no? Dobbiamo divertirci, speriamo che ci facciano divertire. Noi siamo pronti per questo. Noi vogliamo divertirci in questo match di cartello del 13° turno del campionato d'eccellenza. Uno dice ma l'interesse del campionato nazionale non è un granché, ma quando ci sono queste sfide, diciamocelo, l'interesse sale, la febbre sale, l'adrenalina sale. E sono partite che vanno viste e seguite, se si ha la possibilità, soprattutto dal vivo, per annusare e tastare le emozioni proprio con mano. Ed è un po' di giorni che se ne parla, un po' di mesi che si vive questa attesa del ritorno dopo la vittoria all'ultimo secondo all'andata con la meta di Marco Fratti e la trasformazione di Stefan Basson, quella che può essere definita la sfida, diciamo, fra queste due squadre che sono le favorite per il titolo. Sicuramente il focus del Rovigo di questa settimana è stata proprio sistemare questo aspetto insieme a quello della rimessa laterale. Ottimo il lavoro della mischia rodigina, quindi vuol dire che il lavoro in questa settimana per adesso è andato bene. Piccolo scambio di idee tra Ravalle e Morelli, che forse non ha digerito la prima spinta del pack rosso-blu. Messaggio Adesso chiaro intanto per Rovigo, la guerra è aperta, abbiamo cominciato. E Denis Majstorovic subito per stare in piedi a sondare i centri Castello e Canavosi, che forse nell'aspetto difensivo al lato un po' più debole, mentre per quanto riguarda le azioni d'attacco è molto capace. Attenzione, buco centrale, gambe Billubian, cerca di andare via Violi. C'è il sostegno che arriva del Rovigo. Ottimo immediato. C'è un vantaggio intanto per Rovigo. Ottimo. Vedo un Calvisano un po' nervoso. 6 tacchetti hardcore, 7 tacchetti hardcore. Sì. Intanto parte Stefan Basson. 19-21. Vediamo il calcio di Steffi se entra. Purtroppo esce a lato. Nulla da fare, soprattutto da un punto di vista degli avanti, che prima hanno tenuto alto e poi in mischia chiusa hanno dato ottimi segnali. Matteo Ferro in percussione. Setup centrale con Giorgio Bronzini. Il fallo prima è arrivato da Bergamo, appunto, che non ha rispettato la linea in rack. Cioè, la linea del Calvisano non era perfettamente dietro l'ultimo piede. Giochiamo ancora altra fase. Lucio Rodriguez, giovani Stefan Basson, adesso, sì, il calcio giusto. di Stefan, giochiamoci una la guerra di velocità. Questa se è ne una va buona Stefan, palla, se ne va Stefan, la meta, dammi sta meta. L'arbitro chiede un TMO che forse non avrà. E non so se questo sia contemplato. Vediamo, si consulta col guardialine, vediamo se il suo assistente era più presente sull'azione, riesce a... Non dà la meta a Stefan Basson. Non dà la meta a Stefan Basson. L'assistente di linea non concede questa segnatura. Ben Seymour sta parlando con Beccaris nella ridistribuzione difensiva. E qui vediamo il replay e c'è la meta. Ritorna sul punto. E c'è la meta. Stefan Basson con la trasformazione. Parte Steffi. Questa è buona. Più 7 Rovigo. Presa alta. Ehi. Belardo. Il Calvisano sta sollecitando moltissimo il flanker napoletano, ex Zebre. Ovviamente in tribuna si sta parlando ancora dell'episodio precedente sulla meta. Non riesce a portare fuori il giocatore calvino Bob e Menon.
però contro Rak, riconquistiamo l'ovale, bravi ragazzi, giusta concentrazione. Stefi, muoviamo dietro per Lucio, la giochiamo al largo, andiamo. Gioco rotto. Mismatch, Giovanni Eckert, interno esterno. Per Denis Majstorovic, se ne va Vai Denis, Denis, in mezzo ai pali Denis, vola. in mezzo ai pali, grande azione difensiva del Rovigo contro Racca, muoviamo pallone all'esterno e andiamo direttamente in meta. Che cosa si sono inventati Basson e Rodriguez in questa palla recuperata abilmente dalla difesa rodigina. Quando siamo al 10° minuto per una trasformazione semplice per Stefan Basson dal restart con gli avanti banali. Intanto parte Ben Seymour per i primi 3 punti di Calvisano. Sì, che come dici tu li abbiamo un po' regalati a causa di una ricezione, potrebbe essere deleterio. La presa di Caffo, Jeff Montariola, sì! La meta! L'abbiamo di chiamata Matteo e l'abbiamo Ferro! trovata. Matteo Ferro! E dicevi della meta, è arrivata la meta! Perché adesso sei costretto a togliere probabilmente o una terza linea o un tre quarti. Vediamo qual è la scelta che farà Guidi. Intanto Basson. Giochiamo l'ovale con Giorgio. Giovanni Kirk prova lui per linee verticali, viene fermato dalla difesa bresciana. Max Navale, bravo Max. Attenzione, c'è un problema per Giovanni Kirk a terra. Il drop di Stefan Basson che centra l'H. C'è un problema per Giovanni Kirk a terra però. La presa di Augustin Cavalieri, si imposta al drive Calvino. Ha un buon abbrivio, ora vediamo. Attenzione, stanno andando. Fermati, Meta tecnica, giusto. Meta tecnica del Calvisano. Parità numerica, quella che ci porterà fino alla fine del primo tempo. Valutando il fatto che loro sono senza un'ala, perché è entrato Morelli al posto di Giulio. Intanto parte Ben Seymour. Enrico cercato al lancio. Oh, Jeff Montariol ha una mano. La presa Lucio Rodriguez. Mamma mia, per Denis Majstorovic, rompe la linea difensiva di Calvisano. All'altezza è stato il passaggio. Giochiamo con... C'è un visto molto bene. Visto dall'arbitro. Questo Andrea, questo è il frutto di quando sei forte e batti la prima linea di difesa. Stefan Basson intanto si prepara al calcio di punizione. Parte Stefan. Sembra buona dalla nostra postazione sulle bandierine. Vediamo cosa succede. 8 contro 8 e Calvisano un uomo in meno fuori. E Roscoe McCann, bello largo. L'introduzione. Andiamo molto bene. Eccola là. Andiamo molto bene. L'azione splendida del nostro pacchetto di mischia. Parte Stefan. Vediamo se lo infila. Sì signori, lo infila. Il momento è quello opportuno. Caffo, la presa, organizziamoci andiamo. Andiamo! Con tutto il pack! Andiamo dentro con tutto il pack! E c'è la quarta meta! C'è la quarta meta, Rovigo! Raggiungiamo il Calvisano e pareggiamo i punti. E Stefan te la mette, giusto così per gradire. E riapriamo le danze. Stefan te la mette. Seymour al piede, ancora un calcettino, non glielo becchiamo con Dema. Vai Dema. Che reattività questo ragazzo. Giovanni Kerfinta, poi prova lui da solo. Sì, perché ha sparato molto veloce la difesa di Calvisano. Stefan! Ah, la presa di Denis Majstorovic! Numero di Basson, mamma mia! Numero di Basson. Taglia leggermente, trova un varco, ci entra dentro del Calvisano. Quando lui è andato a mettere pressione il giocatore l'ha portato a terra. Quando gli altri giocatori sono rilassati ho visto che si tirava la punta della scarpa, probabilmente ha avuto un crampo. Finisce Andrea, finisce. È finita la partita! E bonus e 5 mete, una grande prestazione, un grande Rovigo. FMCZ Rugby Rovigo Delta vince questo big match del 13° turno, 42-13 sul Calvisano. Onore Calvisano però per quanto ha messo in campo, però stavolta ce la godiamo tutta. Fino alla fine. Minuto del secondo tempo.